We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Buongiorno a tutti cari amici, siamo sempre qui nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè dopo una settimana di pausa perché c'era il Festival della Comunicazione. Intanto buon Sant'Antonio a tutti, ecco, oggi si festeggia il santo patrono, il santo direi più amato al mondo, però siamo sempre qui appunto a lavorare, a tenervi compagnia, spero che anche voi siate incollati davanti al video a conoscere gli ospiti che mi fa piacere presentarvi ogni giorno. Vi presento appunto subito la nostra bella ospite di oggi, lei è Mitch, nome d'arte di Michela Zampirone, però tutti ti conoscono come Mitch. Benvenuta Mitch. Grazie, benvenuti a voi. In tutto il tuo splendore, sei una artista Sì. davvero che sta conquistando sempre di più il cuore e il prestigio, devo dire, di tanti ammiratori e appunto anche il prestigio perché hai molti critici Certo. che ti amano, che ti fanno Mi veramente delle seguono, ottime sì. recensioni. Ti avevo già presentato in puntata l'anno scorso, però insomma mi faceva piacere riaverti qui perché hai inaugurato da pochissimo, proprio venerdì scorso, a Villa Condulmer, vero? In Sì. quel di Mogliano Veneto, una bellissima location molto elegante, la tua ultima mostra che Sì. si intitola L'arte, no, Mitch, Sono qui con sono qui l'anima. con Sì, l'anima, ecco, per non lasciare dubbi sulla tua vocazione, che è quella appunto di mettere sempre le emozioni in primo piano, vero, nella Sì, tua arte. difatti io sono una pittrice astratta, quindi diciamo il significato semplice per spiegarla, che materializzo le mie emozioni in queste tele che sono di dimensioni grandi, anche medie, e sono qui con l'anima, nel senso che proprio quando mi metto di fronte ad una tela, tralasciando la tecnica, tralasciando il disegno, le stecche, tutto quello, butto fuori proprio esterno le mie emozioni, sono proprio lì con l'anima. E non sai neanche tu Ecco. come ti arrivano poi queste No, emozioni, quella è la sinceramente no. magia, vero, delle emozioni, Sì, dell'ispirazione artistica, che in qualche difatti. modo ti abita, arriva dall'alto, Sì, risiede in te e tu la esterni. difatti dipingo, non dico bene ora vado a dipingere, proprio sento un'emozione dentro proprio che proprio la lancio sopra queste tele, che è una cosa strana, diciamo, proprio emozionale comunque. Molto, ecco, oggi voglio appunto dedicare questa puntata a donne che vivono di emozioni, quindi ho te, nella seconda parte abbiamo Eleonora Fuser, regista e attrice, tra l'altro anche lei attiva in quel di Mogliano Sì, Veneto, quindi difatti. senza neanche farlo Siamo apposta, vicine. ecco, siete vicine di casa, vi siete incrociate prima e magari Sì, nasceranno connubi artistici perché anche tra no? voi, Sarebbe vedi, mi bellissimo. farebbe piacere Ecco, in Villa aver... Condulmero ho esposto comunque 25 tele, quindi sono parecchie. È molto bello anche l'ambiente, Immerso è nel molto affascinante. verde, Sì, ci sì, il sono anche i parco. cavalli, vero? Sì, Mi hai ci sono i detto che li amo cavalli, è tanto. vero, tu Ma che tu ami. non riprendi i cavalli, vero? No, Potresti prenderli anche come potresti, soggetto come, artistico. come Comunque suggerimento. vedremo ovviamente le tue opere perché mi hai portato un bel po' di fotografie. Io vedo qui davvero colori Mm, meravigliosi, tratti appunto che hanno un simbolismo molto forte, sì, no? Che segnano questa tua ispirazione. Quindi c'è l'arte astratta che però ha questi significati sempre molto chiari, vabbè, è no? chiaro, sì. Tu Mm, riesci a trasmettere delle emozioni allo spettatore senza dare magari un codice interpretativo Difatti che quello è fisso. praticamente impossibile da Mm. trasmettere perché se ti poni di fronte a una tela, a un figurativo, ecco che il soggetto si identifica nel figurativo, vedi un albero, vedi un fiore. Nell'astratto è importante trasmettere proprio l'emozione. E come la trasmetto? La trasmetto semplicemente con il colore. C'è chi è attratto dal rosso, chi è attratto dall'azzurro, è il colore che in questo caso qui È mi aiuta l'elemento moltissimo, dominante. colore che però anche lì mi viene in modo sempre spontaneo dall'anima. Cioè ho la tela di fronte, non dico faccio il rosso, proprio una cosa
che è proprio interno, dentro, tuo interiore. sì, Beh, i critici quasi tutti ti hanno definito un'artista sì, sciamanica, sì, vero? Cioè ormai sei conosciuta come sì, artista sciamanica sì, e perché il sono tuo proprio dentro. motto è Siamo legato, cosmo, siamo cosmo, è sì, legato al cosmo, sì, vero? Quindi per siamo te gli cosmo, elementi dell'universo, della natura, del perfetto, cosmo in sì. senso proprio letterale, è quello che ti conquista e che segna la tua arte. Siamo cosmo perché siamo un tutt'uno, per esempio io e te insieme siamo Mhm. cosmo, hai capito? Questo Beh, è un sarebbe tuo modo il di mio motto, relazionarti con tutto quello perfetto, che ti sta intorno, quindi le perfetto. persone, ma anche la Mhm, natura, le cose, anche gli oggetti, mm. no? Per te è tutto cosmico. Certo, certo. Poi le mie tele per di più sono tele molto plastiche, Mm. Damiana, in quanto io non utilizzo per esempio i pennelli, Ecco, questa è un'altra caratteristica tua peculiare, no? Tu non usi difatti. pennelli, No, no. si chiama la tua arte del Il grattage, cioè proprio grattage come la tecnica tecnica, del grattage sì, che è che abbastanza utilizza laboriosa. piuttosto spatole, vero, Mhm. e ferri, proprio Certo, come un... utilizzo spatole, ferri e mi aiuto anche con cartoni a volte Mhm. e l'utilizzo come materiale il gesso da presa, Ecco, lo qui stiamo vedendo stucco. te vicino alle tue Ecco opere, qui, sì, circondata queste sono dalle... ancora appunto quelle dell'anno scorso. alla Rinascente, Sì, vero, alla che avevo presentato l'anno Rinascente. scorso, Sì. però mi faceva piacere far capire il tipo di Mhm. pittura, no, che tu proponi. Allora Ehm, vediamo appunto astratta, non figurativa, Certo, e molto giusto? plastica, poi addirittura Damiana toccarle, perché sono spessorate, hanno molto spessore e Quindi non sei anche gelosa belle. che qualcuno ti No, tocchi le tue opere sono d'arte? gelosa di molte tele, Sì. però si possono toccare C'è il con permesso per delicatezza, sì. gli spettatori, Sì, diciamo, sì, per chi sì, viene a vedere le tue opere, di toccarle anche con mano, quindi certo, toccare con mano la tua arte, la tua certo. ispirazione. Grattage, adesso molte tele non ci sono più perché logicamente sono state anche vendute di queste Beh, che e di questo vediamo. sarai contenta, Sì, sì, insomma, sì, sì, questa diciamo che è una anche delle caratteristiche che ti contraddistinguono, cioè sei certo. un artista che produce molto e ama anche vendere, È anche un buon chiaro, successo, il mio insomma, ci sono lavoro, artisti che magari dipingono per un'arte un po' fine a se stessa e chiaro, si tengono magari le certo. opere. Tu hai questo aspetto, insomma, ovviamente anche Mhm. di contatto con, non sei invidiosa di tenerti, No, insomma, le ho cose. qualche opera, sinceramente, Eh. però sono E gelosissima non la e non la vendi? vendo. Ecco, allora sì, vabbè, Altre quella. anche proprio che stanno a casa e non escono di casa, Vabbè, che allora sono dai, mie. in questo sei come Però altri sì, artisti, però dopo ecco, diciamo che tutte le tele, sono 25 esposte anche a Villa Condulmer, sono in vendita. Ecco, certo. ricordiamo che l'esposizione va avanti per 3 mesi, Sì, giusto? tutta l'estate, Quindi fino a fino a settembre. settembre, sì. Ecco, un'occasione davvero per conoscerti da vicino, per toccare appunto con mano queste tue opere, abbiamo detto di medie e anche grandi Sì, abbiamo dimensioni. dimensioni grandi, arrivo al massimo sui 2 metri. E dopo anche ci sono quelle piccoline, puoi Comunque avere vediamo il in colore che altezza. predomina. E il colore, All'inaugurazione della mostra c'erano anche Paolo Paolo Coltro, che Coltro, è sì, sono il stata capo delle pagine presentata. della cultura del gruppo Fineggi, Il Mattino di Padova, Tribuna e Nuova di Treviso, che è un tuo estimatore. Poi Sì, vedo qui recensioni anche di Paolo Paolo Tieto. Tieto e mi ha presentato anche Beatrice Autizi. Maria Vabbè, Beatrice Autizzi, Autizi. leggo qui una sua recensione, ti definisce pittrice che attinge alle emozioni intense come punto di partenza per i suoi quadri, dice di Mhm. te, orientata verso un linguaggio astratto dove talvolta le pennellate suggeriscono allusioni al figurativo. Mitch, ovvero Michela Zampiron, fa del colore l'elemento fondante delle sue opere. Rifiutando qualsiasi rigidità formale e convinta che la luce e il colore siano vita, in bilico tra la volontà di esistere e il desiderio di comunicare sensazioni e impressioni, Mitch crea nelle sue tele un costante parallelismo tra sé e il mondo, con spazi di libertà in cui affiorano memorie di luoghi vissuti e immaginati, oasi di desideri e di aspettative, in bilico tra realtà e fantasia. Eh Molto sì. bella, ti sintetizza bene, Sì, vero la come dicevo Luzzi? prima, appunto comunico con il colore, Ma importante. come nasce, è la domanda di rito, questa tua vocazione artistica? Tu sei figlia di un Sì, musicista, avevo il vero? Che ti ha papà trasmesso fin da musicista, bambina sì, sì, l'amore sì, per sì. l'arte, forse per la Poi, creatività, insomma, in sì, sono sempre generale. stata una creativa fin da piccola e la Mm. mamma addirittura mi racconta che avevo la passione di andare alle mostre. Mi sono sempre piaciuti i A quadri. differenza di tanti bambini che Sì. li devi trascinare, vero, No, per i no, mi sono sempre capelli. piaciuta, ero attratta proprio. E dopo io provengo poi dal mondo della moda, ho lavorato per molti anni nella moda
e già il mio ruolo era quello di fare abbinamenti colori, queste cose, quindi ero già molto Orientata verso il orientata. In colore. contemporanea anche già dipingevo, Mm. se non che dopo è Quindi hai stato... iniziato Sì, ma fin da comunque piccolina, da sì, adolescente, mamma sì, mia, sì. sì. Finché dopo, per puro caso, ho incrociato una critica che è stata appunto la Beatrice, sempre per caso ha visto Autissima. le mie tele e da È lei lì sono forse che la partita. No, no, vediamo? questa è un'altra amica mia pittrice. Ah, ecco qui sempre l'inaugurazione della Sì, sì. Rinascente, Cristina qui la collega Genesin, del sì, tua Mattino di Padova, collega. Cristina Sì, Genesin, che anche lei è una tua sì, ammiratrice, sì, quindi insomma dai, grandi consensi, grande successo, certo. che ti porterà dopo la mostra di Villa Condulmer a un'altra Sì, esposizione, adesso vero? diciamo in contemporanea perché Villa Condulmer rimane aperta Fino a sino a settembre. settembre. In contemporanea il 15 luglio Mm. avrò un'altra inaugurazione ad Mm. Quindi Auronzo nel che è vicino a Bellunese, Cortina, nel giusto? Bellunese, Mm. perfetto. E anche lì mi presento con una ventina di tele, sempre materiche, sempre emozionali. Certo, quello è il tuo Ecco, segno distintivo, no? La certo. materia, Ci sarà l'espressione. l'inaugurazione la sera. E poi, altra notizia che ho avuto prima al volo, c'è Mosca, no? In Russia che Sì, forse ti chiama a gran sembrerebbe, voce. speriamo. Incrociamo le dita, Incrociamo le dita, dovrei volare verso Mosca, sempre verso dopo il periodo invernale, l'estate. novembre, dicembre. Mosca, San Speriamo. Pietroburgo, o non si Hanno sa? detto Mosca. Sì, ah no, Mosca, Mosca, volevo dire la Russia, giusto, Mosca. Vedi che i neuroni che Eh? ogni tanto si incastrano. Mosca, San Non c'è Pietroburgo, Mosca, problema, Mosca. speriamo, insomma, anche lì, anche perché l'anno scorso, quando mi ricordo la prima tela che ho venduto all'estero Mm, è stata a Natale dell'anno scorso, ho fatto la mostra, non so se ti ricordi, al Palazzo della Gran Guardia. sì. Mi ricordo una delle poche persone straniere che era entrata, un inglese, mi ha acquistato una tela un inglese. Il Che giorno ottimo. dopo è entrato un altro inglese, scherzando, mi ricordo che ho detto, sarà un'altra mia amica pittrice, un secondo inglese sicuramente porta via un'altra tela, è piaciuta anche a quell'inglese. Bene, quindi anche In Italia all'estero, il maggior acquirente è stato l'inglese quella volta, quindi vedi, speriamo che anche ai col mercato russi, russo. Eh sì, sì, i soldi non mancano, si sì, sa, i russi, no? difatti, Sono un mercato assolutamente in espansione, molto molto forte, magari anche sul fronte dell'arte, no? certo, Intanto vedo che al polso hai una fasciatura, possiamo dire sì, che sei un artista una proprio vera artista, consumata sì, dalla propria arte. ho No, l'arte perché che mi scherzi a consuma, parte ti è venuta un'infiammazione, sì, perché tu appunto non usando pennelli, usando strumenti magari un po' più impegnativi e dipingendo quotidianamente, vero? chiaro, sì, Ti sei un po' chiaro. infiammata. Certo, Cioè. perché con la tecnica, appunto questa tecnica che è chiamata grattage, Mm. tu Vediamo, vieni mostra, ah si vede, sì, il il mio polso polso, sofferente poverino, dell'artista. in pratica io vengo a creare degli strati abbastanza alti, anche di Mm. 4-5 centimetri di cemento, appunto gesso da presa, e dopo vado con la forza delle mani, dei polsi, a scavare, diciamo, creando questi contrasti di colore. Ecco che logicamente Il è dolore insieme al formazione professionale, colore, ma si fa lo stesso anche dal con i... colore al dolore, no? Che fa anche un Difatti, po' ma si rima, fa no? anche con il dolore, si va Sì, avanti. beh, non so adesso se ti devi fare comunque qualche infiltrazione, Dovrò fare qualche... qualcosa, sì, Dai, sì, insomma, siccome sei difatti. giovane, ti auguriamo una carriera assolutamente Grazie, sì, longeva e lunga, è meglio che ti speriamo di mantieni sì. bene i tuoi Mhm. strumenti, che sono le braccia Chiaro, sì, le mani, fondamentalmente, sì, le sì, mani oltre alla tua ispirazione, no? La tua vocazione certo. artistica. Ma fin da ragazza, ecco qui continuiamo a vedere le tue opere, hai avuto subito chiaro il modello di pittura a Sì, cui volevi sì, mi sono ispirarti sempre o l'hai piaciuto. cercato nel No, no, tempo? quando ero piccola mi ricordo ero attratta sempre dai colori forti, dalla pittura astratta. Il mio vicino di casa è tutt'oggi un grande scultore, Roberto Cremesini. Mhm. Mi ricordo che andavo sempre nel suo studio a vedere tutte le cose strane che faceva, E dalle quindi ti pitture anche ispiravi lui già. al... Sì, Ecco, qui sì, ti sì, vediamo sì. con Colasio, con Andrea l'assessore, Colasio, Andrea Colasio. l'assessore alla cultura che mi ha presentato lui l'anno Certo, scorso. Sì, sì, quindi ecco. davvero persone, Mm, insomma, di alto livello che mm. apprezzano la tua arte, no? Allora mi dicevi, subito hai avuto chiaro, no? Come una visione, Mm. no? Quella che era la tua arte, la Certo, tua vocazione certo. artistica.
E hai lasciato senza rimpianti questo mondo della moda, insomma, che Assolutamente, senza ecco, rimpianto. oggi vivi proprio della tua Sì, arte. oggi vivo d'arte, Vivi insomma, sono proprio una d'arte, vera insomma, e vivi artista. anche bene, nel senso Sì, che sì, davvero hai trovato consensi, non sei una di quelle artiste tormentate che si sentono incomprese. no, La tua arte viene no, sto compresa molto bene. bene, ma forse proprio perché lascia così grande spazio, no, all'immaginazione e Mm, all'interpretazione mm, dello spettatore, mm. insomma. Quindi, E sai cosa noto? Che vengono attratti dall'arte, dai miei colori anche i bambini tantissimo. Ci sono dei sì, è bimbi vero. e questo Loro magari non si veramente. possono permettere di comprare, No, però mi però... lascia l'anno scorso, adesso se magari mi sta ascoltando, e lo spero, che gli ho mandato un Mhm. messaggino, una bimba è venuta a vedere la mia mostra di nascente, si chiama Camilla, Mm. di 7 anni, ha visto le tele e mi ha chiesto la tecnica, vedi tu da una bimba di 7-8 anni, Ma insomma, sono gli ho un precoci po' oggi, eh. spiegato in modo molto elementare, dopo 2 giorni è arrivata col papà e con la mamma e mi ha detto Mici ho un regalino per te, ha tirato fuori una teletta piccolissima, Mm. fatta come gli avevo insegnato, con gli stucchi, il gesso da presa, i colori fa, però amici non sono riuscita a usare le spatole, ho usato la forchetta da cucina. Ho detto Mamma guarda mia. Camilla, è Beh, veramente molto creativa però, creativa, bellissimo, anche usare bellissimo, appunto sì la sì. forchetta, avere l'inventiva di Sì, utilizzare strumenti che ti trovi, insomma, così a difatti, portata di mano. certo, infatti adesso da ottobre comincerò anche dei seminari. Questo volevo chiederti, cioè hai un po' la Comincio, vocazione anche sì, dei dell'insegnamento, di seminari, coinvolgere sì, sì, comunque sì, con i cucciolotti, proprio con i con i bimbi, faremo bimbi? dell'action painting, Che con gli bello. occhietti Ma chiusi, tu hai la uno studio a musica. Padova, vero? Tu sei padovana Sì, intanto, sì, sì, io sono diciamolo. padovana. Questi seminari però li farò con il comune di Padova, mi hanno chiesto se volevo fare questi seminari proprio ai bimbi per trasmettere un po' di emozioni, stimolare la fantasia dei bambini, che erano tantissima, Bellissimo. però è bello proprio anche stimolarla, Perfetto. metterli là nella classe, che Beh, proprio ci vuole sì, anche pazienza con i ci vuole bambini, pazienza, a me i Quanti... bambini piacciono Eh comunque sì, ah, ti moltissimo. piacciono, bene. E mi è stato approvato anche questo progetto, E quindi quindi da quando ottobre, parte? In a ottobre ottobre? parto, faccio questi seminari con il comune di proprio action painting, che vuol Mhm. dire proprio esternare proprio tutte le emozioni. Legate alla Vediamo, pittura, legate solo alla giusto? pittura, prettamente pittura. Ecco, ma quanti bambini al massimo Dalle possono essere classi, sai, coinvolti? Tutte penso le classi, quindi arriverò anche a 20 sicuramente. insomma un bel Sì, sì, lavoro, un bel lavoro, dai. ma Ricordiamo, Mitch, che hai un sito internet sì, dove si può interagire con te, leggere insomma la tua biografia, vedere un po' di foto. essere sempre Allora aggiornati. ricordamelo, è Mice siamo Cosmo.it, www.mitchsiamocosmo.it sì, www.mitchsiamocosmo.it, che anche da lì si capisce come il certo. cosmo è un po' la formula, no? La tua cifra Sì. stilistica, se È vogliamo. sempre lui che domina ovunque. Ma anche lì questa parola Eh, così anche significativa e così suggestiva che è Cosmo, ha contraddistinto da subito la tua arte o l'hai scoperta un po' da subito, dopo? perché la mia primissima mostra Mm. personale che ho fatto al Palazzetto del Turismo a Montegrotto, Ah. ho pensato al titolo e emozionalmente Siamo Cosmo, mi è uscita. Subito. I titoli delle mostre mi vengono così, proprio sempre Ecco, al leggo cuore. ancora per condividere con gli amici un po' di suggestioni anche di critici che ti hanno recensita. Qui abbiamo Paolo Tieto. Scrive di te, Mitch nome d'arte, per un'arte molto ardita, per un'arte coraggiosa. È facile vederla e contraddistinguerla con le sue tele, che un po' irruenti e accattivanti, con grazia sommessa, si insinuano dentro alla nostra attenzione. Dico, si insinuano pensando di usare questo verbo, giustamente, perché non è una pittura che come la si vede ci si ferma di fronte a guardarla, assorbirla con la propria mente e poi continuare il cammino. È una pittura che stupisce inizialmente, lascia perplessi e successivamente in un secondo tempo a considerarla e chiederci cosa voglia significare. Ecco, quindi anche qui dà proprio Certo, Tieto il senso della suggestione, no, che certo. trasmetti allo spettatore. Mhm. Qui vediamo altre immagini, ci sono anche musicisti. Sì, di solito Tu ti accompagni, sempre, vero, sì, mi nelle tue accompagno sempre, mostre anche alla musica, infatti a Villa certo. Condulmer ho letto che c'era il concerto della Il BBQ Bico Band, Band, sì, sì, che mi hanno eccolo qui, con accompagnato. Sergio Cossu alle tastiere, Walter Bravi alla chitarra e voce, Giovanni Labita alla chitarra, Andrea Gianogli alla batteria ed Enzo Scibetta alla chitarra e Sì. voce. Una festa bellissima con oltre 200 Sì, invitati, a Villa vero? Condulmer è stata veramente bella, pieno di persone, pieno di amici. È una cosa Che veramente, ti ha fa sempre anche piacere. stupito un pochino, c'è Sì, sempre un po' l'ansia, come si sì, è dice, da sempre prestazione, l'ansia, chi il viene, chi non pre-mostra, chi viene, c'è, chi non vero? c'è, no, no, ma Sei reduce, di insomma, da giorni solito un po' sì, faticosi.
Però Di dai, sei in solito splendida forma, certo, sei stata certo. gratificata proprio perché comunque possiamo dirlo, si vede che sei una persona molto solare, no? Ti piace comunicare con gli altri, non sei Tantissimo. l'artista No, orso, no, no, diciamo, assolutamente, difatti. tu esterni, no? Spesso vedo che quando una persona ti è simpatica le dici ciao amore, Sì, è vero, ciao amore, il mio modo ciao di amore, in modo sì. carino, insomma sei Quando prendo anche... confidenza, se dico ciao amore, è il mio modo proprio di Sì, di esprimermi. trasmettere subito la tua Tutti amori simpatia. sono, sì, Tanti sì. amori hai, insomma, devo dire che è gratificante, Mm. insomma, avere un riscontro positivo della propria Beh, è arte, no? chiaro, Ti è anche... mai successo di subire una stroncatura, diciamo, un giudizio in cui non ti riconoscevi, non ti sentivi Beh, valorizzata? Mm. può succedere, sì, sì, certo, però preferisco la persona che magari immediatamente mi dice cosa ne pensa dell'arte, magari uno può dirmi va benissimo, che magari non le piace, però c'è modo e modo a volte, no, di Vero, dire le cose, a volte l'educazione è sempre l'educazione, però gradita, non... magari qualcuno ogni Ecco, tanto ha mancato, sì, ma sono però cose insomma che scivolano, ecco, ci mancherebbe. quando si dipinge, come quando si è attori, penso, ci si mette in gioco con la propria faccia e i propri talenti, ci si mette a Beh, nudo, scherzi, no? perché un Quindi ci mettersi in si gioco, scopre e quindi c'è chiaro, sempre il rischio di esporre il ma fianco scherzi, alle ci vuole critiche. coraggio per mettersi in Vero, gioco, per infatti sei esporre, stai considerata scherzando? coraggiosa come Mamma mia, ci vuole artista in questo veramente senso, coraggio. eh. Ultimamente ho fatto anche un qualcosa che si avvicina un po' al figurativo delle bambine, tra virgolette, che vengono Mm, denominate azteche ho o anche visto. icone, e anche quelle mi vengono Così, da così, un'ispirazione, no, l'ispirazione. divina o quello che Queste è. bambine, ognuna col suo nome, Mhm. la Consuelo, Ecco, la quindi Lolita. l'anima di Mitch è sempre esposta in questo Eh sì, senso, quindi penso che anche da lì è nato il titolo della tua mostra, sono qui certo, con sono qui con l'anima, no? l'anima, Uno può apprezzare, non apprezzare, però tu sei lì a chiaro, comunicare, a trasmettere certo. la tua vocazione artistica. Allora, ricordiamo, siamo in chiusura, ecco, vediamo la locandina Mitch della mostra che rimane aperta 3 mesi, quindi fino a Fino a settembre. settembre. Sarà possibile a Villa Condulmer conoscerti meglio, spesso penso che tu possa Mamma essere mia, anche sono lì lì quasi tutti i quasi tutti giorni. i Chi giorni, vuole allora mi sarà chiama, sì. piacevole per chi vuole conoscerti di persona e poi toccare proprio con mano, fuori di Certo, metafora, le tue tele, perché certo. sono così materiche che è possibile poi curiosare anche a livello tattile, Accarezzarle. accarezzarle, immergersi totalmente nella tua arte. Allora amici, io ti ringrazio Grazie a tantissimo, voi. ti faccio un in bocca al Grazie lupo per la Damiana. mostra Villa Condulmer, per quella ad Ad Auronzo Auronzo, e poi incrociamo le dita per per Mosca, Mosca. sai mai. Fammi sapere se arrivano buone notizie dalla Grazie, Russia. grazie. Amici, salutiamo e ringraziamo Mitch, nome d'arte di Michela Zampiron, eclettica artista che ho voluto presentarvi oggi. Vi lascio lo stacchetto pubblicitario, vi aspetto con un'altra artista, una donna di talento, Eleonora Fuser, regista e attrice. A tra pochissimo. Eccoci amici, siamo tornati in diretta nel vostro salottino di Chiacchiere e Caffè che oggi ospita donne piene di talento, no? Abbiamo salutato prima l'artista pittrice Mitch, hai sentito, no? Prima Che Nora che meraviglia. anche lei è in zona Mogliano Mogliano, con la sì, guarda che tua, coincidenza. ecco, con la sua mostra. Mogliano Andrò. è anche il tuo territorio, Mogliano Sì, Veneto in provincia di certo, Treviso, no? Tu sei certo. partita da lì. Mm, Intanto ti presento per chi ancora non ti avesse visto l'altra volta, tu sei Eleonora Fuser, regista e attrice, sei appunto già stata mia ospite. Gli amici ti chiamano amorevolmente Nora, certo, vero? sì. Quindi io ti chiamerò Nora. Allora Benissimo. Nora, sono contenta di averti di nuovo qui perché dobbiamo parlare di una rassegna molto importante, Sì, vero? la famosa rassegna Per che filo e per ormai segno, esatto, da ecco, un tanti po' anni una faccio a tua Mogliano. creatura. Sì, mia creatura diciamo negli ultimi 10 anni, c'erano Mhm. state varie vicende, però diciamo che negli ultimi 9-10 anni insomma è proprio una mia Tua creatura. tua. Sì. Intanto ricordo che sei anche direttrice artistica e fondatrice dell'associazione Attore, puntini puntini puntini, Si si nasce, nasce, punto di domanda. mutuata un po' Sì. dalla frase celebre e storica di Totò, Bravissima, vero? bravissima. Ricordamela. Signori si nasce, Signori io si nasce modestamente e lo tu nacqui. lo nacqui, tu hai giocato invece che Sì, signori, attore si esatto, nasce. esatto. Ecco, quindi dopo scatta la domanda attore si nasce o si Esatto, diventa? esatto, ma chi lo Ma sa, c'è chi lo ancora il sa, chi mistero, lo sa, chi vero? lo sa. Io ho un po' una storia di famiglia, siccome la mia famiglia, mio papà e mia madre facevano teatro, io ho respirato teatro Ah, da allora quando ero diciamo bambina, per cui in che qualche nel tuo modo caso si potrebbe, è nasce. proprio un gioco legato un po' alla mia Si nasce, storia. magari il talento c'è,
l'ispirazione, sicuramente la c'è curiosità, e poi va stata, coltivato esatto, però. esatto, una passione indotta dalla famiglia e poi questa cosa mi ha fatto curiosare nell'ambiente per tanti anni. Allora, intanto partiamo dalla notizia, poi facciamo un passo indietro, mi racconti un po' di Certo, te, così anche i nostri amici che ci seguono certo, con affetto ti conoscono un po' meglio. certo. Sabato 30, leggo qui, e domenica 31 luglio 2011, quindi Mm. non manca Incrociamo le moltissimo, dita, speriamo che incrociamo vada tutto le bene. dita, esatto, si terrà appunto la rassegna teatrale Per filo e per segno, giunta alla 10ª Sì, edizione, sì, vero? nona deve essere, nona o Nona, insomma, 10, è da adesso ho perso un fil quasi conto, 10 quasi anni 10, comunque che va perché c'è avanti stato un con anno che successo. partecipavamo e non eravamo direttori, cioè non c'era l'associazione Però mi ancora, hai detto però che è da 10 anni, dai, che sei sì, impegnata su questo sì, sì, fronte sì, anche di con la più. rassegna Per filo e per segno in Mm. una location Sì, meravigliosa che è la bellissima, Filanda Motta a Campocroce di Mogliano Veneto, esattamente. davvero una struttura, no, di archeologia industriale, vedo qui Certo, tardo sì, ottocentesca, da industria bacologica, quindi anche questa è una cosa molto sì, carina, no, sì, a teatro all'aperto, quindi certo, poi parliamo certo. un po' meglio anche di questa struttura bellissima. Ecco, vediamo delle immagini, Eccola guarda lì, che meraviglia, è beh, tu la bellissima, conosci sì, la Filanda. davvero molto bene, È no? Perché bellissima, qui sì, è un luogo spesso che... ti sei esibita Sì, appunto sì, con sì, mi ha artisti, fatto tante cose, sì, ecco, della molte. compagnia, vedi Eh, una cosa davvero a cielo aperto con un grandissimo successo di pubblico. Qui si sì, vede va davvero centinaia di persone in questo spazio verde antistante questo la è Filanda. l'ingresso, la parte davanti, E diciamo. questo è l'interno, è Questo è davvero, un, io questo l'ho è un vista di persona, sono venuta lì a curiosare, ha lo una so. bellezza, una suggestione. Sì, c'è questo grande salone dove lavoravano le filandere, le donne, che hanno una Mhm. memoria storica straordinaria. Infatti il primo anno, assieme a un'altra mia collega, praticamente abbiamo fatto uno spettacolo sulla storia della Filanda, Mhm. raccontando di queste donne che arrivavano con gli zoccoli dalla pedemontana, a piedi, a lavorare la seta, questo lavoro faticosissimo, Sì, doloroso, quindi si Ri- respira un po' la memoria femminile anche di all'interno quella brava che è stato il lavoro della della donna donna in quel che si periodo. emancipava, lavoravano loro perché magari c'era tanta disoccupazione, tanta miseria, per cui È le bello donne, venire lì a se, respirare. Ecco, io quando sono stata a vedere mm, davvero questa mm, struttura bellissima, mm, ho visto che il pavimento, sì, no, della sala che esatto, abbiamo visto, quella dove c'erano le poltroncine e i bravissima. tavoli, è Ai addirittura solchi ai degli zoccoli delle solchi, donne che brava, ecco, andavano, lo vediamo. Lì esatto, il pavimento in andavano su e legno giù con gli non è zoccoli. omogeneo, ci Il sono ancora i cotto, segni c'è il cotto del lavoro esatto, fisico c'è il delle cotto donne. originale, c'è proprio il solco. Ecco, Sì, questo è sì. davvero Sì, e poi la affascinante, cosa insomma. straordinaria è che, diciamo, i proprietari, perché è una struttura privata, Mhm. sono stati di una sensibilità e di un'attenzione al mantenimento della struttura senza Sì. stravolgere l'assetto originale, quindi ha dato un valore veramente Vedo qui che nel meraviglioso. 1989, 30 anni dopo la chiusura dello stabilimento, la nuova proprietà ha iniziato un coraggioso programma di restauro dei grandi edifici dell'ex Esatto. Filanda Motta, che dal Mm, 59, quindi davvero si parla di anni certo. comunque lunghi, era stata Sì. lasciata in uno stato di semi-abbandono. Eh sì, Quindi eh sì. davvero Sono un stati grande bravissimi, impegno di bravissimi. recupero Sì, sì, culturale, ma no, ti del dico, nostro addirittura patrimonio. dentro la Filanda c'è un falegname Mm. e il proprietario fa fare proprio gli infissi, Ecco, com'erano. allora tenevo a valorizzare le Sì, informazioni su questa location è davvero bellissima, sì, sono meravigliosa. stati E proprio qui, bravi. adesso torniamo allora alla notizia, si inaugura, appunto, si Sì, apre in questi giorni di fine luglio 30 e 31 questa nuova edizione, sì. no, di Per filo e per segno, Mm, che quest'anno mm. si incentra sui vizi capitali, Sì, vero, come questa tema? sì, è stata un'idea che ho avuto quest'anno di Mm. lavorare appunto attorno al tema dei vizi capitali, affrontandone due quest'anno, tre l'anno prossimo e due, volevo fare un progetto un Il pochino, terzo anno, quindi è un sì, triennio un triennio dedicato dedicato ai ai vizi. vizi I vizi capitali. capitali oggi Ecco, sono come vizi sono o sono cambiati? virtù? Ecco, quindi la tua è davvero una Ecco. domanda importante, Mm. anche provocatoria, no? Sì, Perché c'ha giochi anche dentro, un pochino esatto, sì. anche sul... Utilizzo il teatro che è sempre una grande metafora della Mhm. cultura e della società per parlare di questa condizione dell'uomo in questo momento storico. La gola e la Sono i lussuria primi due vizi sono a i cui primi due dedichi vizi la che abbiamo rassegna. trattato e partendo un po' dalla mia formazione teatrale che è di ricerca antropologica sulle nostre tradizioni, sulla Mhm. maschera, eccetera, diciamo che la maschera del servo di commedia dell'arte è quella che
ma la maschera proprio come oggetto archetipico è quella che proprio rappresenta Gola e Lussuria, ecco, Certo. nella grande metafora della ricerca teatrale. Siamo partiti Quindi da lì fino ad arrivare un po' a materiali anche contemporanei, tipo l'obeso di Gaber, che è una condizione della nostra società molto ora, attuale, no? capisci? Quindi c'è questo rapporto tra origine e Mm. giorni nostri, che è Quindi sempre stata una mia un legame attitudine. con l'attualità comunque Sì, sì, importante. Gola e Lussuria, puntini, 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 si mangiano l'Europa, questo è il esatto. titolo, no? Allora, il titolo Tema allegorico sì, è legato allegorico, anche a questa perché crisi anche tu sai culturale. che esiste questa rete Mm, eventi provincia di Treviso che da mm, anni, con la quale da anni collaboriamo, e diciamo che l'assessore alla cultura, che non so se sarà ancora lui perché adesso è mm, diventato sindaco di Montemelluna, il dottor Marzio Favero, mhm, tematizzava Rete Eventi e mm, quest'anno era l'Europa se non ora quando. mm, Per cui io ho utilizzato questo suggerimento facendo sempre questo gioco di interrogazione, certo, usando la tematica mia, Gola e Lussuria, ma si mangiano l'Europa, cioè che è proprio un discorso anche legato alla cultura, che sta subendo un momento storico abbastanza di debacle, meno finanziamenti agli enti tagli. pubblici, tagli, gli attori penalizzati, l'aumento di Sì, non deve benzina. essere facile per È voi durissima, è attori, per molto chi dura, organizza spettacoli, perché appunto questa resistere. Gola e Lussuria che si mangia la cultura, che si mangia il nostro paese, invece di incentivare, no? Perché invece poi ci si rende conto che anche Rete Eventi Mhm. ha portato un indotto turistico, difatti ci sono delle persone molto sensibili invece a dire noi siamo un paese che vive di cultura, se vai a tagliare la cultura è come tagliare le possibilità del paese di Certo, crescere, di ricordo evolvere. dalla vecchia intervista che ti avevo fatto che eri anche abbastanza arrabbiatella, Eh vero? Su beh, questo ci si fronte, un po' arrabbia perché preoccupata. ti dispiace, Mm, insomma, che ci siano magari degli interessi su cose che sono di interesse superficiale o futile, magari si penalizzano cose che possono aiutare i giovani a crescere, stimolare il certo. pensiero culturale, Come sono insomma, appunto questi spettacoli che porti esatto, avanti da anni con sì, successo anche di pubblico sì. e di critica, no? Mm. Ma torniamo appunto al titolo Gola e Lussuria, che un po' mi fa sentire in colpa perché io sono una buon Ma gustaia tutti siamo e buon una buona gustai, forchetta, quindi anch'io. pecco di uno di questi vizi capitali che è sicuramente la gola, sul resto Eh beh. non indaghiamo, però di sicuro sono golosa, no? Certo. Allora, gola e lussuria, il tuo interrogativo Mm, provocatorio era mm, mm, appunto mm, questo, come mm, sono cambiati e mm, sono questi vizi e sono mm. ancora da considerare vizi? Beh, Allora, tu come la vedi in secondo ora? me c'è un po' una degenerazione di Mm. questa cosa, no? E sono virtù di E fatto, per quindi non mi devo come... sentire in Sì, colpa, questo no, ti no, sto no, dicendo, anzi, cioè l'essere un po' diciamo golosa. che questa golosità è più raffinata, Mm. non è quella gola Dello Zanni, del no? servo che Del mangerebbe anche i servo. sassi pur di mangiare, Quella e gola cattiva un sì, una gola po'. dovuta a Mm. una condizione sociale anche, no? Il servo in commedia è questa figura che viene dalla da Bergamo, Ecco, dalla... ricordami questo cenno storico che mi aveva Sì, affascinato, sì, no? Allora, sì. lo stereotipo Lo del stereotipo, sì. servo nella commedia Nella dell'arte commedia è proprio, questa no? figura che di persona abbastanza montanara, Un po' abbastanza semplice, gretto. gretto, Mm. ottuso, furbo, che viene giù da questa Val d'Orcia, Valle d'Orgiana, dalle vallate di Bergamo, ecco, diciamo dal dal Bergamasco, Bergamasco dall'Alto allora. Bergamasco, arriva a Venezia, nella splendida Venezia del Mhm. Cinquecento, a lavorare nelle case dei nobili ovviamente, quindi la figura del nobile mercante veneziano che è un po' Quindi Pantalone. questi due mondi così un po' contrapposti che si Questo uniscono. linguaggio fortissimo, che non so se anche adesso tu vai a Bergamo, loro parlano dei ura, dei sciuta, hanno Eh questo sì, hanno, linguaggio sì, molto arcaico, inconfondibile. esatto, viene considerato quasi simile a Plauto, alle prime letture plautine, per cui viene preso ora come un Mm. elemento di grande cultura nostra, Certo, da riscoprire e da riscoprire, come un valorizzare. po' il nostro Ruzzante, quindi si Certo. tiene conto di questa grande tradizione Mm. che crea un archetipo che è la maschera dello Zanni, che vuol dire Giovanni, poi è un Sì, diminutivo di Giovanni, quindi si in chiama dialetto Zane in veneziano, no? dialetto veneto, Mm. certo,
e questa figura diventerà poi nel tempo, nell'Ottocento, l'Arlecchino, le figure più, diciamo, più sofisticate rispetto al più passato. elaborate rispetto al passato, hai capito? Ecco, però il Questa servo immagine, goloso è, diciamo, lo esatto, stereotipo questa immagine, che... sì, appunto contadina, Sì. montanara, abbiamo giocato proprio utilizzando i vecchi linguaggi, le maschere di commedia, appunto, per raccontare come la fame era un elemento e la lussuria insieme, insomma, Certo, perché sono personaggi non psicologici, ma con cose, istintivi, un po' esatto, primordiali, fame, no? sesso, Sì, sì, paura, certo. denaro, cioè molto Dei diretti su, tratti esatto, basilari proprio basilari, della natura però non umana. cattivi, onestissimi, cioè alla fine sono persone che magari si arrabbiano, Sì, c'è però una sorta di sono, naturalismo, diciamo, brava, in questo senso bravissima. morale, no? Non c'è il Hanno giudizio. sempre, non sono cattivi, non sono Mhm. aggressivi, no? Magari non sono Cercano di intelligentissimi, ma soddisfare i loro istinti bravissima. primordiali, appunto. Sottoponendosi a bastonate, a lavori, Mm. fanno i lavori più Ma umili, ecco, ma alla accettano. Filanda Motta, in questi 2 giorni dedicati appunto alla rassegna, Sì. sarà possibile ripercorrere Sì, tutto allora questo... si ripercorrerà Sì. questo attraverso un lavoro che io ho fatto da novembre con Mm. una quindicina di giovani attori, Mm. semiprofessionisti, amatoriali, diciamo, dove come Mm. apertura la gente verrà accolta da questi esami che dice... Quindi divertentissimo Sì, perché sarà una roba dopo comica, è si molto comica, difatti interagisce, è no? una metafora allegorica e comica, non Mm. c'è un intento provocatorio, ma molto Certo. legato alla nostra cultura, quindi abbiamo lavorato su testi, la commedia degli Zani di Giovanni Poli, perché io quest'anno ho fatto anche una bella esperienza, ho insegnato al Teatro Avogadria di Venezia, Ah, che è quindi hai anche il ruolo di docente, sì, è un ruolo insegnante. storico dove nasce, insomma, 42 anni fa con questo Giovanni Poli, la storia della commedia dell'arte. Lui fa un grande recupero, prima col teatro universitario, poi con l'Avogadria, insomma, dove sono passati attori che ora sono professionisti, anche in Quindi pensione. tengo io, non devi farlo tu, tengo io a sottolineare, Eh, perché tu giustamente sei magari modesta, non vuoi, però hai una grandissima preparazione artistica, ricordiamo davvero che sì, provieni da anni di teatro anche con un nome importante come quello di Giulio sì, Bosetti, sì, che è sì, mancato sì. qualche anno L'anno fa. scorso, sì, Ecco, un anno e solo mezzo l'anno, fa, sì, un sì, anno e già a mezzo fa, dicembre, ricordo beh. che me l'avevi Sì, detto sì, appunto sì, sì. quando ti avevo intervistata Mm. l'anno scorso, era Certo, mancato da sì, da poco pochissimo, si era e morto quindi a è stato un po' Natale. il tuo mentore, se vogliamo, in Ma questo sì, diciamo è senso. stato uno degli attori italiani, sai, questi attori, grandi attori del Mm, Novecento, delle grandi accademie, del teatro classico, lui era, mm. mi ha insegnato il mestiere, quello vero, quello della grande tournée nei teatri importanti dove fai le tue 100 repliche all'anno, anche se adesso purtroppo questi sono sogni perché con i tagli è Sì, difficile anche però sei lavorare. riuscita tu a vivere davvero il mestiere Sì, vero sì, sì, dell'attrice e sì, anche questo sì, regista, sì, no? sì. Perché adesso... Sì, poi mi è sempre piaciuto, venendo appunto da un'esperienza, io l'ho sempre chiamata un po' doppia, Mm, quando ero giovane appunto ho fatto questa scuola di antropologia mm, teatrale dove ho lavorato a confronto con maestri orientali mm. e diciamo l'aspetto che più stava in relazione a questa esperienza era proprio la mia formazione di commedia, perché la commedia dell'arte secondo me è come si può paragonare, non so, al teatro Kabuki, alla danza Mm, Orissi indiana, al Kathakali, a queste cose qua. È un teatro di codici dove mm. l'attore è un attore completo, non è solo un fine dicitore oppure un grande È un... interprete della parola, deve avere nel suo bagaglio Mhm. culturale la possibilità di un po' cantare, un po' ballare, un po' far duelli teatrali, un Quindi po' acrobatici. preparazione culturale È importante, un, eh? è un attore completo. Mhm. Difatti la commedia è proprio come montare un'operina, diciamo, pensandola Sì, in non è termini... facile nel No, tempo, col passare degli no. anni, con la crisi, con tutti i È problemi andata che ci sono, proprio, se mantenere vuoi, questo è andata ruolo. morendo anche perché in Italia si lavora per specializzazione, non so, uno fa il Esatto, ma danzatore, come uno... nella medicina, cioè si E perde quella capisci? completezza a Brava, volte del medico di una volta, bravissima. dell'attore di una L'esempio volta, è capito? calzantissimo Purtroppo. perché noi non siamo fatti di questo, siamo Mhm. fatti di una complessità. Difatti io dico sempre il teatro, essendo un concorrere di tutte le arti, perché c'è Mhm. la pittura, c'è la luce,
c'è la moda, il costume, Certo. l'interpretazione, l'architettura della struttura di palcoscenico, l'attore che fa un ruolo, cioè È tutte tutto le un mondo arti, è che una dà semiotica suggestione. complessa il teatro, non è come fare il cantante. In teatro puoi anche cantare, Ma il infatti in questa 2 danzatore. giorni, vero Io Nora? cerco sempre di far passare Sì, ma questo infatti grande ho voluto pensiero. lasciare spazio assolutamente a questo pensiero perché è È importante e la ti mia. contraddistingue, no? So che è una cosa a cui tieni molto, però Esatto. appunto era importante sottolinearlo anche perché quello che stai spiegando ai nostri amici sarà vivibile, respirabile Certo. in questi 2 giorni, vero? Perché vedo che ci sono convegni, Sì, spettacoli, cene con animazioni, musica, cioè contaminazioni di sì, generi esatto, è e sempre anche di stata un po', emozioni. bravissima, sì, è sempre stata un po' così, tematizzata. Mhm. La maschera e la commedia sono sempre passate dentro perché secondo me proprio sta all'origine del mestiere dell'attore, cioè di fatto con le compagnie di commedia dell'arte nasce il mestiere proprio, infatti commedia dell'arte vuol dire arte in quanto mestiere, artigianale, E no? Per allora il cui 30 e il 31 di luglio sarà possibile vedere attori veri che respirano e vivono, no, sulla loro pelle questo senso di arte e lo trasmettono poi ai certo, presenti. sì, questa. Ricordami l'ingresso, come funziona? Ingresso, vedo qui con la cena inclusa, Sì, c'è un diamo un po' di ingresso, riferimenti agli sì, amici sì, che sì. spero saranno Ci incuriositi e saranno verranno. due spettacoli molto importanti, di cui uno il sabato dopo il convegno, le animazioni, la cena, in prima serata c'è Giuliana Musso con Sex Machine, che è uno spettacolo che Giuliana ha girato dappertutto, che è straordinaria, è un'attrice che io Sì, ne ho adoro. parlato anche qui appunto in trasmissione di Giuliana Musso perché Ci ho portato. conosciamo, lei con Mogliano, anche lei ha fatto anche i suoi Nati in Casa, Esatto, lei ha Mogliano, presentato questo spettacolo Nati in è casa, proprio proprio una dedicato alle brava. donne, alle mamme. Esatto, quindi Sex Machine che è un tema, diciamo che possiamo collocarlo nella lussuria come. Esatto, gola e lussuria sono i Esatto, 2 temi principali, esatto. quindi Giuliana Musso ci Ecco, dedica lo poi spettacolo. in seconda serata naturalmente i ragazzi del laboratorio faranno sempre queste parentesi di accoglienza, di ricerca, di lavoro Mhm. appunto sui materiali riguardanti con le lussurie e poi in seconda serata c'è questa bancarotta, Mm. ovvero il mercante fallito con questo importante scrittore veneto che è Vitaliano Trevisan, che ha riscritto un testo goldoniano Ah, questo domenica, la vedo qui, la domenica, che verrà domenica. fatto in lettura scenica, perché è uno Mhm. spettacolo che si spera venga prima o poi prodotto sul nazionale. E qui lanci sempre i tuoi appelli accorati, che si sa insomma che ci si prova, è giusto provarci. Debutteremo con questa cosa perché ci lavoro anch'io dentro Mm. come attrice. Mm. Il 7 di luglio a Bassano Opera Festival. Ti vedo che sei tra gli attori, Tra insieme le- anche a Vasco Mirando, la vedo Sì, qui, sì, Vitaliano Trevisan, Mirko sì. Artuso, Giancarlo Previati, Sì, Valentina c'è Brusaferro, un bel molti gruppo di nomi. attori veneti Mhm. molto bravi e impegnati anche da un punto di vista sì, culturale Culturale, grande nel nel senso più territorio. alto davvero del Mm. termine. Ed è molto divertente perché è proprio la gola della società contemporanea, lui usa gli archetipi, diciamo gli stereotipi del pantalone Mhm. mercante, facendo un parallelo sul mondo attuale, per cui secondo me è perfetta su questa tematica di Beh, gola ma e nel mondo lussuria. attuale hai detto che un po' si può assolvere, no, Qualcosa si dalla gola assolve, e però lussuria, dai c'è anche peccati. qualcosa che non si assolve, insomma, Certo, che va criticato sempre aspramente. peccati restano, Esatto, in magari non qualche più modo sì. capitali come una No, volta, però insomma no, ecco. non sono certo Mm, virtù gola e certo, no, lussuria. no, no, direi Allora, di no. hai ricordato questi 2 appuntamenti delle ore Sì, 21:30, sabato mm. Sex Machine con Giuliana Musso e alle 21 lettura scenica La bancarotta, ossia Mercante fallito. Sì, Ma leggo altri sì, appuntamenti perché davvero la rassegna è lunga, sì, è ci importante. sono Alle 3 eventi. 17:30, sabato Sì, 30, convegno mostra La maschera d'invenzione, gola e lussuria in teatro, quindi già un esatto, primo sì, momento culturale sì. e di spiegazione un po' anche del Sì, quello tema, che di abbiamo anche, introduzione, esatto, diciamo di cui così, abbiamo parlato ora. condotto appunto da te. Alle ore 19 aperitivo con intrattenimento Il Sì, nodo alla gola, carino, un po' sì, così questo è ironico, sì, ironico, reading sì. con Eleonora Fusere e Giorgio Sì, Bertan. faremo un po' di letture, Mhm. i ragazzi interpreteranno delle piccole scene e io e Giorgio leggeremo dei pezzi appunto da Ruzzante,
adesso mi sfugge. Certo, i nomi sono tanti. Gargantua e Pantagruel di Rabelais, faremo tutta una serie, abbiamo fatto un Poi vedo alle excursus. 20:30 cena con animazione con la commedia dell'arte, Sì. Lo Zanni e la fame. Esatto, lì. Fame che io, ripeto, ho sempre quasi, o perlomeno a quest'ora, quindi Sì, mi inserisco tra i peccati, tra i peccatori della gola. Ecco, il tempo fugge, vedo qui le Certo, lucine rosse. certo. Allora, ricordiamo i nostri amici in chiusura, sabato 30 e domenica 31 luglio, alla bellissima, dov'è che l'ho messa qui? Eccolo qui, Filanda Motta di Mogliano Veneto, per filo e per segno, con Nora Fuser e davvero tantissimi artisti. C'era appunto, stavamo dicendo, il prezzo, no? C'è Sì, un costo è un costo abbastanza minimo, semplice, ecco, popolare, 15 euro diciamo, il sì. prezzo intero e Sì. ridotto 10 euro, Sì, gratuito sì. per ragazzi fino a 10 anni. Certo, certo, Quindi sì. insomma dai, è una cosa assolutamente Mamma abbordabile mia, come sì, prezzo. sì, sì. Invitiamo tutti a non perdersi questo evento importante alla Filanda Motta a luglio. Nora, io ti ringrazio. Anch'io In tantissimo. chiusura devo sempre un po' tagliuzzare, però mi sembra che abbiamo detto tutto. Sì, sì, sì. Allora in bocca al lupo davvero per Crepi. la rassegna per filo e per segno e per Speriamo, tutto il tuo bella. impegno per il mondo del teatro e dell'arte. Ti ringrazio. Amici, salutiamo e ringraziamo Nora Fuserra. Io ringrazio tantissimo voi di essere stati in nostra compagnia anche oggi. Vi aspetto domani, sempre dalle 13 alle 14, nel vostro salottino di chiacchiere e caffè. Ciao a tutti, a domani. We get it almost every night.